Cioè Tonino Volpinari e il suo partito insieme a Romeo Morri hanno ritirato la delegazione del governo, provocando la crisi che poi ci porterà tutti quanti a votare l'11 novembre, dicendo alla Democrazia Cristiana: avete fatto un'alleanza con il PSD, insomma eravamo fidanzati, vi sposate con un altro, volete anche che noi siamo qui a reggere il moccolo, però c'è un paese che è in una situazione di crisi grave, quindi quando vi è andata bene vi hanno dato degli irresponsabili. Cosa risponde? Rispondo che abbiamo fatto la cosa più logica che si poteva essere, dal momento che l'ha detto lei, no? La Democrazia Cristiana ha fatto i patti con il maggior partito di opposizione, e credo che sia logico che chi è nel patto dichiari che quel patto non esiste più, e che quindi si prende atto con amarezza di questa scelta della Democrazia Cristiana, e quindi ci siamo ritirati in buon ordine, perché anche c'è una legge che è chiara, precisa, la legge elettorale, che dice che quando non c'è più un patto bisogna tornare al voto. Ma chi era nel patto, prevengo la risposta di Marco, non vi ha mai detto andate via, c'era posto per tutti. Io credo che quando hanno votato i cittadini 4 anni fa, non hanno votato perché ci fosse posto per tutti, hanno votato una coalizione che ha vinto e che doveva governare. Finita quella coalizione bisognava tornare dagli elettori. Questo recita precisamente la legge costituzionale, la legge elettorale. Insomma, segretario, se andiamo a votare l'11 novembre, teniamo fermo il Paese per 3 mesi in un momento di crisi grave, di chi è la colpa? Ma io devo dire questo, intanto che ancora non ci dormo la notte perché non riesco a capire perché il nuovo Partito Socialista ha ritirato la delegazione. Perché il rapporto col PSD, come dice, è vero, il maggior partito dell'opposizione, non è un rapporto che è nato negli ultimi periodi, no? È un rapporto che tra l'altro è proprio scaturito da una richiesta del nuovo Partito Socialista quando aveva avviato il discorso della Costituente del Partito Socialista. E da lì si è instaurato con tutti i partiti del patto un confronto aperto su quelli che erano le problematiche del Paese, gli interventi necessari da affrontare, quindi è stato un percorso lungo quasi 2 anni di confronto serrato tra i partiti del patto, quindi tutti noi, e con il PSD. Negli ultimi periodi è vero che si è intensificato i rapporti, in particolare che la Democrazia Cristiana ha iniziato un pochettino a stringere perché si avvicinavano le elezioni. Comunque il comportamento del PSD è stato un comportamento responsabile e leale per quelli che erano gli impegni possibili assunti, e abbiamo iniziato a tirare le fila, però noi avevamo garantito tutti i partiti del patto il fatto che questo rapporto non andava a mettere in discussione quello che era esistente. Soltanto i partiti che ne facevano parte potevano mettere in discussione questo, e non riesco a capire ancora oggi i motivi, perché nonostante manchino ancora sarebbero mancati ancora una decina di mesi, si parlava di elezioni marzo, aprile, maggio del prossimo anno, quindi non un periodo lungo, ancora il Paese aveva tante necessità, tante cose da affrontare, no? E quindi avevamo il discorso con l'Italia, si era finalmente raggiunta la firma, si doveva lavorare per la ratifica, l'uscita dalla blacklist, provvedimenti importanti come la riforma fiscale e altri provvedimenti che erano sul tavolo, e noi ci aspettavamo il contributo di tutti. D'altronde anche il rapporto con l'NPS è sempre stato collaborativo e costruttivo in questo arco di tempo, quindi io ancora non riesco a spiegarmi le ragioni di questa scelta. Cioè lei dice, lo sapevano i socialisti, hanno seguito passo passo tutto il dialogo aperto con il PSD insieme a noi. Ma non è stato un dialogo nascosto, è stato un dialogo che abbiamo portato avanti insieme, e probabilmente c'è stato un calo di fiducia, non so cosa possa aver determinato questo, però dal mio punto di vista c'erano gli spazi per continuare in questa collaborazione. Cioè dice Gatti, questo fidanzamento era consensuale? Cioè vi siete accorti di essere cornuti dopo? Guardi, noi alla Democrazia Cristiana e anche agli altri del patto, quando abbiamo detto noi vogliamo rifare il grande Partito Socialista, il quale collaborerà nella prossima legislatura con la Democrazia Cristiana prima di tutto.
Ma avete cominciato col PSD, eh? Col PSD non è stato possibile fare il Partito Socialista, perché il PSD a parole diceva che voleva fare il Partito Socialista, invece voleva rafforzare l'ex Partito Comunista, quindi credo che sia stato un elemento di chiarezza. Il Partito Socialista l'abbiamo fatto con i socialisti e la Democrazia Cristiana mi sembra che abbia benedetto questa cosa fin dal suo ultimo congresso, dicendo bene, si rafforza l'area socialista. Mentre dice questo fa gli accordi con il PSD e quindi credo che di fronte a questa evidenza di cose cosa potevamo fare? Ritirarci in buon ordine, quindi prendere atto di questo, non vogliamo usare termini pesanti, questa diversità da quello che era l'importazione all'ultimo accordo appunto fra noi e la Democrazia Cristiana, il PSD, questo cambiamento di rotta di cui abbiamo preso atto, ma non soltanto per il Partito Socialista che ci porterà all'opposizione, ma per rispettare la volontà popolare. Bisogna prendere atto che un accordo, il fatto votato dagli elettori, non esisteva più, quindi è il rispetto degli elettori soprattutto. Allora, poi cominciamo a girare le carte. Marco, tu sei considerato il più socialista fra i democristiani, però quando c'è stata questa rottura hai detto no, adesso basta, non accettano, le porte si chiudono per chi ha fatto cadere il governo, confermi ancora? Ma sicuramente io ho sempre avuto un atteggiamento di apertura nei confronti dei socialisti, perché la collaborazione che abbiamo avuto è stata positiva in passato, è stata positiva in questa legislatura, quindi ritenevo ci fossero pienamente le condizioni per continuarla anche nella prossima. È chiaro che considero anche quello che avviene nel corso della legislatura, quindi gli ultimi atti che sono stati fatti, che è stata proprio la scelta di ritirare la delegazione, dal mio punto di vista è una chiusura, una possibile collaborazione per l'immediato futuro. Allora, scopro la prima carta ed è fisco, riforma fiscale, perché è lì che si sono cominciati a sentire i mal di pancia, quindi la prima domanda è per Tonino: avete usato la riforma fiscale come pretesto per far cadere il governo o era proprio così sbagliata? No, assolutamente. Abbiamo noi nell'ambito del patto sollevato questa perplessità per certi versi. Noi siamo stati e siamo per una riforma fiscale giusta che possa equiparare tutti i cittadini di fronte al fisco. Uno paga le tasse sulla base del suo reale reddito. Questo qui favorendo anche, come faceva questa legge, favorendo i meno abbienti e le famiglie, e quindi una legge necessaria senz'altro. Qui però abbiamo preso atto anche che siamo a una fine legislatura e che c'è una situazione economica estremamente precaria, difficile soprattutto per chi non è impiegato dello Stato, per gli autonomi. Quindi pensare di fare una pressione fiscale in un momento come questo credo che fosse una scelta non del tutto felice a fine legislatura, e quindi rimandare eventualmente questa riforma all'inizio di una legislatura, ma soprattutto dover affermare che una riforma fiscale soprattutto pensa a dare maggiori entrate allo Stato, mentre invece questa riforma dai documenti, dai dati non avrebbe portato alcun incremento, anzi direi forse anche un decremento. Cioè dice non si cambiano le cose a fine legislatura e questa riforma non andava bene, lo ribadisce. Ma noi ci siamo presi degli impegni internazionali col Fondo Monetario e credo che gli impegni internazionali vadano mantenuti. Tra questi c'era anche la riforma tributaria da varare nel più breve tempo possibile. Quindi la scelta è stata quella di fare la cosa migliore che era possibile fare in questo momento. Io credo che la riforma tributaria abbia una struttura molto buona. Poi è vero, si possono cambiare tante cose, può essere sempre migliorata come tutte le cose che facciamo, però in questo il lavoro che era stato fatto da parte della segreteria, col lavoro anche che era venuto avanti in Commissione Finanze, io credo avesse portato a un buon risultato, a una buona riforma. Non è vero che le entrate non sarebbero aumentate, le entrate sarebbero aumentate, ma sarebbero state anche i prelievi distribuiti in maniera diversa, quindi come diceva giustamente anche Tonino, con un minor carico per le famiglie che hanno molte persone a carico, quindi un diverso modo di fare prelievo